Per esempio a un personaggio più moderno, però c'è questa piazza e in questa piazza la gente dalla mattina alla sera fa tutta la stessa occupazione, niente. Cioè, no, perché in Sicilia c'è la disoccupazione, però se voi volete nemicare un siciliano e volete costringerlo a toccarsi le parti basse e fare gli scongiuri, c'è da dire buon lavoro, quello vi manda immediatamente a quel paese, buon lavoro a me, buon lavoro a te, sopra i toccarmi. E allora in questo paesino ci sono delle persone che la mattina si alzano e parlano di calcio, a menziono parlano di calcio, pomeriggio parlano di calcio, a sera si fa una partita dopo aver giocato la schedina nel tardo pomeriggio, poi quando finisce la partita escono e vanno in giro con gli amici a parlare di calcio. Un giorno mi trovavo insieme a questo signore del mio paese, sto Don Turiddu, e eravamo seduti in piazza e dall'altro lato della strada c'erano una cinquantina di queste persone. Lui, sapendo che io sono laureato, mi parlava di voi. E allora mi fa: dottore Barbera, gli vedete a Kiddi sono tutti cavalli. Come cavalli? Ci disse casomai su scecco. Non parliamo male di scecco, perché un scecco è che serve all'uomo di quando c'è un mondo, e l'uomo per che aveva fatto niente. Ci mise un bardone sopra la schiena, lo mandava a travagliare, e poi quando visto che era affaticato ci sta: non ci fai più, no, non ce la faccio più bene, ora ti faccio un gazzare per chi viene da fuori regno, accoppiare con cavallo e tiro fuori un animale più forte di te, ed è nato il mulo, perché il mulo non esiste in natura. Città, templi, strade, palazzi, come la via a costruire l'uomo se non c'era lo scecco a travagliare. Quante guerre si sono combattute senza lo scecco che trasportava i mezzi della guerra? Perché un cavallo no, un cavallo è nobile, un cavallo è spetto, un cavallo si copre di gloria, trasporta il guerriero e il cavaliere. Insomma, morale della favola, Antomunno, Cuciavagli e servo prossimo non è rispettato e poco sono che il Signore pensa due volte. Un giorno, da una maneggia in un vicolo, sit, si incontrarono uno scecco e un cavallo, plò, un scecco, plò. Ora, trasenno, arrivarono faccia a faccia e uno dei due doveva ritornare indietro, e adesso in musica vi racconto quello che successe. Da vaneggia fitta e la scicusa, un scecco ed un cavallo si incontrarono, passare insieme era cosa stentosa, ed uno non faccia all'aucio si fermarono. Ritorna al rete, misero sceccazzo, ci disse lo cavallo sciccareddo, sei un tinto animale di strapazzo, invece io al risulto scacciabeddo. Lo scecco lo guardavo con faccia nera, sentendo senza urtate umiliato. Potevo stare qua fino a stasera, rispose lo cavallo assai incazzato. Io porto sopra le spalle i cavalieri, ci rispondì il cavallo, e le rignanti, io faccio la fortuna di guerriere, con fiamme forti, agili e rampanti, da Francia ai portati paladini, Rinaldo, Orlando e lo re Carlo Magno, ha combattuto contro i saraceni e ha messo ranni re sopra lo scaglio. E tu, misero scecco che ha portato, solo monnezza sopra lo bardone, un tinto servo strapazzero stato a testa corva sotto li pacioni, levati a men sepeti. E d'ogni asciata allo cavallo, re di sottatori, la vita tua è tinta e malandata, mentre la mei è vide gran signore. Come direbbero a Brescia, minchiuno. Un scecco meschinetto lo guardavo, stavolta con la faccia rassegnata. A rete muto ritornavo e allo cavallo libero lasciata. Ma quando furo fuori da vaneggia, con voce forte e dura lo chiamavo. Ascolta che ti spiego la marreggia, dicendo ciò cavallo ci parlavo. Tu ti senti lo re di sottatori? Ma io sogno di te più intelligenti, sentendo sti parole così dure, si incazzavo lo cavallo temponente.
Ma come ti permetti, brutto schiavo? Come dice sempre Luigi Di Pino, gli applausi fanno bene alla salute. Ma come ti permette, brutto schiavo? Ci rispondi io gridando con gran voce, zittiti, o sta buccazza io te lavo la testa da scafazzo come noce. Ma un scecco che so fare assai sicuro non si scantò di propria, e rispondi io, facile era rompere il muro, e in talo conto debole o puncivo. E ora sentite che dove ci rispondo scecco. Tutti senti di miei più intelligenti, ma non è vero, e ora io ti spiego. Tu realmente non capisci niente? E l'uto ci rivedo, io lo nego. Cavaggi dentro all'università, sicuramente non ha mai giovato. E invece ascolta questa verità, come un necchini scecchi laureati. Grazie Luigi. Che questi applausi diventino tante migliaia per questa unione cantautore di Sicilia.